Telespettatori di Video Mediterraneo, ben ritrovati con la nuova edizione di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Ritorniamo in campo, fischio d'inizio praticamente da questo momento per tutta la prossima stagione 2015-2016. Ancora una volta un particolare ringraziamento all'editore di Video Mediterraneo che anche per quest'anno ha voluto Penalty all'interno della programmazione giornalistica sportiva dell'emittente. Naturalmente anche quest'anno parecchie novità, le scopriremo comunque di settimana in settimana. Possiamo già subito anticipare che all'interno della nostra redazione si sono aggiunti nuovi nomi e sicuramente incomincerete anche voi ad amarli appunto già dalle prossime settimane. Ma subito devo assolutamente salutare la mia compagna di viaggio che starà con noi tutta la stagione, ovvero la nostra splendida, fantastica, unica, tra l'altro anche in sigla iniziale. Buonasera. Jenny Diara, ciao Jenny. Buonasera Ettore. Abbronzatissima ancora, tuttora. Quando posso vado al mare. Beata te, beata te. Tra l'altro la figura di Jenny quest'anno sarà ancora più valorizzata, non ti vogliamo una penaltina solo tutta risultati, quindi durante il corso già dalle prossime settimane scopriremo un altro lato di Jenny che piacerà tantissimo ai telespettatori, ok? Piano piano. Benissimo. Devo subito anche salutare in postazione un ritorno all'interno di Penalty, ovvero quello di Carmelo Puglisi, che ha sposato Penalty nella seconda e nella terza stagione e poi si è preso un anno sabbatico di riposo, ma adesso è ritornato. Ciao Carmelo. Ciao Ettore, Ben trovato. Ciao a te, una buonasera a tutti i nostri telespettatori e bentornati con il calcio dilettantistico siciliano. Tra l'altro Carmelo ci racconterà il campionato di Serie D, oltre che naturalmente i due gironi del campionato di eccellenza. Sì, sicuramente i campionati, i primi campionati regionali e il campionato di Serie D, la massima serie regionale, il campionato di Serie D, che già da queste prime giornate stanno iniziando a dare le prime emozioni. Ci sono ancora tante squadre in rodaggio, ma ci sono alcune compagini che ci stanno facendo vedere le prime cose buone. Tra l'altro con te in questa prima puntata di Penalty, nuova stagione 2015-2016, avrai modo anche di raccontarci il campionato di promozione, i 4 gironi del campionato di promozione. Sì, parleremo anche del campionato di promozione che così come l'eccellenza è giunto alla sua terza giornata. Benissimo, e allora a questo punto scopriamo gli ospiti di questa prima puntata di Penalty. Sono due ospiti graditissimi anche perché loro insomma masticano il calcio a grandi livelli, devo dire, perché intanto uno è addirittura il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori della provincia di Ragusa, parliamo di Giuseppe Straquadaneo. Ciao Giuseppe, ben trovato. Tra l'altro con te dobbiamo parlare anche di un'altra importante associazione, quella dei preparatori. Ok? So che tra l'altro state preparando un corso prossimo. No, la federazione ha già indetto un bando per chi vuole fare il preparatore fisico. Bene, bene. A fine anno si terrà un corso, quindi diciamo che ufficializziamo un po' di più questo ruolo importante che ultimamente nelle squadre è diventato basilare. Basilare anche perché sta cambiando anche il metodo di lavoro. È vero. Ormai le società utilizzano i GPS, quindi occorre chi magari legge i risultati di ogni lavoro che si fa. Certo, benissimo. Accanto a Giuseppe abbiamo un allenatore che è stato in campo sino a qualche settimana fa, adesso poi ci racconterai la tua storia perché è stata molto ingarbugliata ad inizio stagione. Parliamo di Santo Mazzullo, lo scorso anno protagonista, seppur con una retrocessione di un campionato interregionale, cioè un campionato di Serie D con l'Orlandina. Quest'anno eri ritornato ancora una volta a Capodorlando, ma sappiamo che è successo di tutto e adesso non sei più l'allenatore, anche se ufficialmente non c'è stato neanche un tesseramento. Ci dai un quadro velocissimo? No, il tesseramento c'è stato. Però è stato poi annullato. Però prima che iniziasse il campionato è stato annullato per motivi che poi ovviamente... Sei contento di questa cosa? Sinceramente no, e soprattutto sono rimasto molto deluso perché dopo quello che ho fatto l'anno scorso per l'Orlandina pensavo un trattamento migliore, però purtroppo... Hai dato lustro al valore dell'allenatore e anche di una squadra che seppur sconfitta settimanalmente con parecchi gol onorava il campo. Sì, noi andavamo in tutti i campi della Serie D consapevoli di andare a perdere, però l'unica cosa che posso dirti è che tutti i ragazzi
compreso me, abbiamo dimostrato dignità allo sport. È vero, è vero. Abbiamo dimostrato che si può anche perdere, però uscire a testa alta, e soprattutto uscivamo sempre tra gli applausi del pubblico, quindi questa era una cosa che ci faceva veramente onore. Sappiamo però che ti manca il campo adesso. Sì, assolutamente sì, anche perché da una settimana che non sono a Capodorlando per un problema anche di... Oggi però hai seguito la partita per telefono praticamente. Sì, oggi sono stato in collegamento diretto proprio col... È data male all'Orlandina anche questa settimana. Sì, 3-1, però sono orgoglioso di questi ragazzi. Tra poco parleremo comunque del campionato di eccellenza, girone B, voi siete nel girone B, o meglio l'Orlandina nel girone B più che insomma te personalmente. Allora Jenny, siamo pronti per inaugurare questa nuova stagione, come al solito iniziamo con il campionato di Serie D, Lega Nazionale Dilettanti, un girone importantissimo. Prima di conoscere i risultati però sarà un campionato difficile, Carmelo, perché io ho l'impressione che molte squadre sono attrezzate per insomma vincerlo questo campionato. Più che un campionato difficile sarà un campionato strano, perché ha sicuramente subito tutti quelli che sono gli effetti dei vari procedimenti giudiziari sportivi, quindi la Vigor Lamezia, che aveva già allestito una squadra per fare una Lega Pro d'avanguardia, si ritrova con Indi con punti di penalizzazione, e la stessa Reggio Calabria, io continuerò a chiamarla Regina, perdonami, infatti, no, ma è vera la Regina che anche oggi ha perso e che comunque bisognerà capire quanto sarà protagonista di questo campionato. Ci sono tutta un'altra serie di altre squadre che ancora non hanno un'identità ben precisa, quindi più che un campionato difficile sarà un campionato strano dove le gerarchie ancora si devono stabilire. Adesso ne discuteremo meglio, Ettore, però ti voglio dare subito una pillola. La cosa positiva di queste prime 5 partite è che per la prima volta non ci sono siciliane in apparente sofferenza. E questa è una cosa buona. Noi abbiamo, secondo me, la possibilità di poterle salvare tutte e 7. E forse qualcuno insomma cercherà anche di fare quello. Tocchiamo ancora ferro, ancora è un po' presto per dare delle valutazioni, ma se non altro le difficoltà che ci sono state negli anni passati non ci sono, almeno da queste prime 5 partite. È già una cosa positiva. Allora mi avvicino a Jenny, a questo punto diamo lettura dei risultati. Oggi la quinta giornata di andata, chiaramente oggi domenica 27 settembre, diamo subito spazio alla nostra Jenny che ci legge i risultati di questa giornata. Cavese Reggio Calabria 2-0, Leonfortese Noto 1-1, Marsala Città di Scordia 0-1, Rende Palmese 1-2, Roccella Gelbison 4-1, Sarnese Due Torri 3-0, Siracusa Gragnano 4-2, Vibonese Frattese 1-0, Vigor Lamezia Agropoli 0-3 e invece si riposa Aversa Normanna. Ha riposato l'Aversa, la squadra campana. In classifica, come possiamo tra poco notare, spicca una siciliana e siamo contenti. Questa matricola, Città di Scordia, allenata da un allenatore catanese, Serafino, che sta facendo veramente molto molto bene. Guardiamo la classifica insieme e poi vedremo anche il prossimo turno e poi passeremo al commento sia in studio e anche con un collegamento telefonico. Cavese, Città di Scordia, Palmese, Vibonese 10, Sarnese Roccella 9, Due Torri Marsala 7, Agropoli Frattese 6, Aversa Normanna Leonfortese 5, Rende Gragnano Noto Siracusa 4, Gelbison Reggio Calabria 3, Vigor Lamezia -5. Ecco, da notare, guardando anche la classifica, che anche la Vigor Lamezia ha qualche punto di penalizzazione, ben 5, come aveva già tra l'altro anticipato Carmelo Puglisi. Prossimo turno a questo punto, andiamo subito in schermata, sesta giornata, si gioca domenica prossima, domenica 4 ottobre 2015, questi gli incontri: Agropoli Rende, Aversa Normanna Sarnese, Città di Scordia Siracusa, Due Torri Roccella, Gelbison Leonfortese, Gragnano Vibonese, Noto Cavese, Palmese Marsala, Reggio Calabria Vigor Lamezia e riposa la Frattese. Allora Carmelo, hai un po' svelato effettivamente delle verità. Le squadre siciliane probabilmente quest'anno soffriranno un po' di meno.
Sì, questo senza dubbio il primo dato che salta all'occhio nell'economia di queste prime 5 partite. Chiaramente la copertina non può che essere per lo Scordia di Natale Serafino, che oggi ha scritto una pagina bellissima della sua storia e a mio avviso anche di questo campionato, con un gol dell'intramontabile, e intramontabile è quasi un eufemismo, Giorgio Corona espugna il Municipale di Marsala, conquista la sua terza vittoria di questo torneo e sale in vetta alla classifica, una vetta della classifica che condivide con le quotatissime campane Cavese, Palmese e la Vibonese. Una grande impresa quella dello Scordia a Marsala, frutto anche di una bella partita, non è stata solamente una vittoria, come dire, frutto del caso, frutto della fortuna, è stata una vittoria meritata per la squadra di Natale Serafino. Va sottolineato anche in modo positivo il pareggio tra la Leonfortese di Gaetano Mirto e il Noto di Gaspare Cacciola, un punto ciascuno che consente a queste due squadre di proseguire il loro cammino positivo e il loro percorso di crescita. E allo stesso modo, a mio avviso, Ettore, non va drammatizzata nemmeno la sconfitta delle Due Torri sul campo della Sarnese. La squadra di Antonio Venuto ha iniziato comunque bene questo campionato, è una squadra molto compatta, molto solida, il solito mix di esperienza e di gioventù, e quindi è una sconfitta che ripeto non va drammatizzata. Da sottolineare in conclusione, Ettore, anche l'esordio estremamente positivo di Andrea Sottil sulla panchina del Siracusa, vince per 4-2 sul Gragnano al De Simone, e da sottolineare sempre con lode e con merito la doppietta di un Emanuele Catania che si è calato nella categoria. E settimana prossima c'è lo scontro tra Scordia e Siracusa. Assolutamente. Ettore, noi purtroppo saremo qua in studio a preparare la puntata. Avessimo più autonomia di tempo saremmo all'Aldo Binanti a guardare questa partita. Ma ci sarà una sorpresa, non ti voglio anticipare nulla. Che si annuncia bellissima. Avremo sicuramente anche delle immagini per l'occasione. E a proposito di Scordia, abbiamo in collegamento l'addetto stampa dello Scordia Calcio, parliamo di Lorenzo Gugliara. Lorenzo, sei in linea, pronto? Sì, buonasera a tutti dal pullman dello Scordia Calcio, squadra che torna a casa con una vittoria storica, come avete benissimo detto in studio, 1-0 al Marsala. Non succede tutti i giorni, anche perché le due squadre non si sono mai incontrate nella loro storia, parlo anche delle due città. Scordia che ha vinto meritatamente con un gol straordinario di Giorgio Corona, che avrebbe potuto raddoppiare al 30° sul calcio di rigore, ma la palla si è stampata sulla traversa. Devo farti subito una domanda, perché qui insomma fremiamo tutti, ma a questo punto questo Scordia con questo inizio abbastanza importante e positivo, mi sa che ha già quasi fatto scalpore, attira molta curiosità. Carmelo, tra l'altro, adesso tra poco ti farà una domanda un po' piccante e sono sicuro che tu saprai rispondere in maniera intelligente. Allora, io dico subito una cosa, vi passo subito il mister Natale Serafino, che accanto a me, e a lui vanno tutti i meriti di questa vittoria. A me il compito, come dire, dell'addetto stampa di dare l'assist migliore a Natale Serafino, che ha sentito le vostre parole e certamente avrà modo di ringraziarvi. Grazie a tutti e naturalmente buon lavoro a te, caro Ettore. Grazie Lorenzo. Beh, allora a questo punto abbiamo quasi un mezzo scoop, c'è il nostro Natale in linea. Natale! Buonasera Ettore, grazie allora, per Natale, la telefonata. Insomma, questa vittoria fuori casa a Marsala non è una vittoria semplice, perché si giocava contro una società importante che sta proponendo un grande rilancio nel calcio tendente al professionismo. Io sono sicuro che potrebbe essere veramente una squadra che sino all'ultimo lotterà per andare nei professionisti, però voi oggi, questa domenica, avete fatto un colpaccio importantissimo e a questo punto anche voi non vi potete più nascondere, giusto? No, questa oggi era, diciamo che è una vittoria del cuore, è una vittoria del gruppo. Siamo venuti qua consapevoli di incontrare una squadra fortissima sul punto di vista tecnico. I ragazzi hanno dato tantissimo, hanno messo il cuore oltre l'ostacolo e sono riusciti veramente in un'impresa storica e sono felice per questo. Beh, speriamo bene. Carmelo. La vittoria di oggi, ma il gioco che avete espresso nelle ultime partite, ad esempio anche nella vittoria con la Cavese, dimostra, ecco, io le volevo domandare,
come è riuscito a gestire, perché lo ha fatto molto bene visti i risultati, l'inserimento di Giorgio Corona all'interno di un complesso estremamente collaudato, perché lei comunque lavora ormai da diversi anni a Scordia e c'è uno zoccolo duro che la segue da altrettanto tempo. Come è stato possibile l'inserimento di un giocatore che, nonostante l'età avanzata tra virgolette, è ancora così prolifico? Ma guarda, quando hai a che fare con una persona umilissima, di grande spessore umano, un vero professionista che viene a Scordia per fare bene, per dare una mano a questi ragazzi e per dare una mano al sottoscritto, tutto viene facile. Giorgio è un grande, è una persona con tanta umiltà che si sta mettendo in gioco e ancora una volta sta cercando di dimostrare che tutto non è finito. Voglio restare, mister, in tema di attaccanti, perché lei comunque si trova a gestire non solo Corona ma un parco attaccanti di assoluto valore, perché oltre a Corona c'è Bellino, c'è Usman, c'è Fabio D'Agosta. Ecco, come si riesce a gestire un parco attaccanti di questo tipo, soprattutto adesso che il campionato inizia a essere particolarmente delicato, le partite iniziano a essere delicate e i punti piano piano peseranno sempre di più? Ma guarda, quando tu hai la fortuna di costruire un gruppo veramente spiritoso come quello che abbiamo fatto noi, i ragazzi settimanalmente, allenamento dopo allenamento, si mettono in gioco. Qui le decisioni vengono prese in base alla stato di forma, in base a quello che riescono a dare all'allenatore, e con molta umiltà accettano tutti insieme quelle che sono le decisioni alla fine che l'allenatore prende a chi manda in campo. Questa è una mia fortuna e devo ringraziare questo gruppo veramente che mi permette di lavorare serenamente. Mister, questa Serie D era esattamente come se l'aspettava? La Serie D è un campionato bellissimo, per me diciamo che è la prima volta, sono un esordiente anch'io in questa categoria, è quello che mi aspettavo, si respira aria di professionismo, campi blasonati, società importanti, e c'è tanta voglia di fare bene, perché è il campionato stesso che ti porta a pensare in positivo. Va bene, allora noi ti auguriamo un in bocca al lupo per il proseguo. Adesso ci sarà questo derby, insomma, tra Siracusa e Scordia, sarà una bellissima giornata anche e soprattutto di sport. Dico bene, Natale? Ma sicuramente noi viviamo per questo, io vivo per questo, vivo per lo sport, vivo lo sport è la cosa che fa stare bene tutti, e mi auguro che sia veramente una giornata di sport. Ti conosco da tanto tempo e so che la correttezza diventa uno dei punti fondamentali. Abbiamo qui con noi Santo Mazzulo che vuole farti una domanda, veloce però. Santo, vai. Sì. Allora. Ciao Natale, come stai? Tutto bene? Ciao, Santo, grazie. Io sono un tuo tifoso, lo sai, anche perché parliamo spesso. Sono contento del risultato che tu ne hai fatto oggi, ti auguro veramente di cuore di ottenere i risultati che il tuo cuore vuole, perché sei una persona splendida, un allenatore preparato e meriti tutte le fortune di questo mondo. Grazie Santo, ti voglio bene, perché oltretutto ci conosciamo da tanto tempo insieme alla tua famiglia, quindi sai quanto rispetto nei tuoi confronti e nei confronti della tua famiglia. Grazie Santo, grazie di cuore. Ok, grazie Natale, in bocca al lupo per la prossima partita importantissima. Ma vi avvicino adesso a Jenny, perché Jenny deve dare un numero di telefono, perché quest'anno abbiamo messo dentro la nostra trasmissione una piccola rubrica che però potrebbe diventare anche simpatica, no? Fatevi un selfie e poi vi vedrete su penalty. Però secondo me il numero di telefono lo dobbiamo dare la prossima pubblicità. Certo, lo facciamo dopo? Sì, lo facciamo dopo? Meglio Okay, dopo, perfetto. Allora, se no arrivano tanti selfie. Chiaramente questi selfie sono soprattutto legati alla partita del pomeriggio, quindi magari adesso i ragazzi lo sapranno e dalla prossima settimana magari manderanno in tempo le fotografie. Va bene, allora a questo punto mi lanci solo la pubblicità. Sì, cari amici di Penalty, torniamo tra pochissimo, vi raccomando non mancate.
penalty è ritornato tutto il calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria, e da quest'anno grande novità, a parte i 30 minuti in più rispetto alla scorsa stagione, la possibilità anche di conoscere nel dettaglio il campionato di calcio a 5, campionato di C1 e campionato di C2, e lì sarà come al solito Alessio Patti a curarlo, perché lui tra l'altro è addetto stampa di un'importante società di calcio a 5 catanese. Allora, adesso questo numero lo possiamo svelare, no? In modo che così possono già, non dico da adesso, ma dalla prossima settimana arrivare questi selfie che possono essere realizzati negli spogliatoi, possono essere inviati in maniera autonoma, tranquilla, senza parolacce, senza soprattutto possono mettere dei commenti, dei saluti, ciò che volete. Benissimo. Allora, il numero è 336 92 07 27. Benissimo, questo è importante, ecco qui lo state vedendo anche con la schermata, fatevi un selfie e vi vedrete a penalty, e lì insomma scopriremo anche in maniera divertente come tanti ragazzi vivono il mondo del calcio dilettantistico. Prima di parlare del campionato di eccellenza e collegarci anche tra l'altro con Celeste Caradonna, io volevo parlare con Giuseppe riguardo un attimo il campionato di Serie D, che quest'anno, giustamente Carmelo lo diceva bene, le squadre siciliane probabilmente non dovrebbero soffrire più di tanto. Ma io me lo auguro, anche perché, ripeto, ci sono delle piazze emergenti, cioè nel senso Scordia da neopromossa è già partita con come dire, le ali dell'entusiasmo, certo. Quindi questo fa bene alla città e a tutto il movimento del circondario, ma soprattutto come dire, ci inorgoglisce a noi siciliani di non vedere, ripeto, quelle squadre che poi partecipano e si trovano subito in basso nella classifica. Torna la ferita dell'Orlandia della scorsa stagione. No, non voglio aprire certo. Come dire, delle parentesi. Io dico semplicemente che il calcio siciliano spero che mantenga queste squadre e che siano sempre di più, perché se ci andiamo indietro negli anni, quando io iniziai, c'era un unico girone tutto di squadre siciliane. Purtroppo poi ovviamente vuoi la crisi, vuoi la mancata programmazione delle società, si sono create appunto queste falle a livello di bilanci che si sono, come dire, poi... la crisi purtroppo attanaglia tutti, attanaglia tutti. Allora, campionato di eccellenza, parliamo subito del girone A, terza giornata. Una squadra su tutti credo che stia emergendo, eccola qui la schermata con i risultati che ce li legge naturalmente la nostra Jenny. Atletico Campofranco, Folgore Selinunte 2-3, Dattilo Noir, Libertas 2010 5-1, Gela Calcio Alba Alcamo 3-0, Mazzara Santa Caldese 1-1, Mussomeli Camarat 2-0, Parmonval Paceco 1-1, Castelbuono Cus Palermo 1-0, Pro Favara Raffadali 2-3. Ecco, da notare che il Paceco si ferma in casa della Parmonval e soprattutto questo Dattilo Noir che continua un po' a sorprendere. Guardiamo insieme la classifica e poi vedremo anche il prossimo turno. Castelbuono Paceco, Dattilo Noir 7, Gela Selinunte Cus Palermo 6, Mazzara 5, Santa Caldese Alba Alcamo Parmonval 4, Raffadali, Mussomeli, Atletico Campofranco, Camarat, Folgore 3, Libertas 2010 Pro Favara 0. Benissimo, e adesso lettura con la schermata del prossimo turno. Domenica si giocherà la quarta giornata, domenica 4 ottobre. Gli incontri in programma sono i seguenti: Alba Alcamo Atletico Campofranco, Cus Palermo Dattilo Noir, Folgore Selinunte Pro Favara, Camarat Mazzara, Libertas 2010 Parmonval, Paceco Mussomeli, Raffadali Castelbuono ed infine San Caldese Gela. Allora, Carmelo, diamo un quadro in maniera sommario di questo girone, anche perché poi dopo sentiremo Celeste Caradonna, che è una giornalista che segue molto da vicino quella parte del campionato di eccellenza.
Allora, ci sono a mio avviso due aspetti da sottolineare. Tu avevi già parlato della bella vittoria del Dattilo 5-1 sulla Libertas 2010 e del pareggio del Paceco sul campo del Parmonval. A parte questo, secondo me c'è da sottolineare il bell'inizio di stagione del Castelbuono, allenato tra l'altro da un allenatore acese, da Salvo Ricca, sì, che si sta togliendo le giuste soddisfazioni dopo la tormentata scorsa stagione in cui non ha concluso il campionato con il suo Cireale. Con grandi doti. Salvo Ricca non lo scopriamo oggi, ha fatto una carriera importante da calciatore e adesso anche da allenatore, però era una scommessa questa, Ettore, per Salvo, perché arrivava in un campionato dove non aveva mai allenato, per la prima volta usciva da allenatore dalla provincia di Catania, insomma era una scommessa, sì. Gli è stata costruita una squadra con giocatori locali, quindi non ha portato con sé nemmeno il classico pacchetto di fedelissimi che lui aveva, che spesso e volentieri succede, quindi questo è un dato importante di queste prime 3 giornate del girone A di eccellenza. E poi non possiamo non sottolineare i 3 squilli di tromba del Vincenzo Presti con il Gela che batte 3-0 l'Alcamo e si porta a ridosso del trio di testa. Anche questo Gela, insomma, sicuramente sarà molto interessante il cammino nel campionato di eccellenza. Perché... il Gela è costruito per il salto in Serie D. Il girone A però di eccellenza è sempre un campionato molto tecnico, è sempre un campionato dove anche le squadre di media classifica esprimono valori tecnici buoni, quindi comunque non sarà facile imporre il proprio passo. Probabilmente alla lunga il Gela uscirà. Il Gela uscirà? Santo, questo Gela uscirà? Secondo te riuscirà? Io, a parte il fatto che sono grande amico dell'allenatore di Simone Pardo, io ho avuto una parentesi a Gela per un mesetto, sono stato lì e l'ho avuto come giocatore, però poi conosco anche i giocatori del Gela, dove c'è Mincica, è stato un mio giocatore l'anno scorso, Treppiedi, quindi so il valore della squadra. Gela ha fame di calcio. Alla fine Gela merita di vincere il campionato e soprattutto di arrivare nel grande calcio, però non ti nascondo che il Castelbuono, sì, è un'ottima squadra, anche perché ha 4-5 giocatori che l'anno scorso giocavano nel Milazzo, quindi, e poi l'allenatore non lo sto scoprendo io, il collega Salvo Ricca, che è molto preparato, ed è una piazza dove si vive solo di calcio. Parlando proprio con il mister, mi diceva che il primo giorno che è uscita la campagna abbonamenti hanno fatto 200 abbonamenti. E quindi è tutto dire. Esatto. È tutto dire. Esatto. Allora adesso dovremmo avere il collegamento con la carissima amica Celeste Caradonna. Celeste? Buonasera, buonasera a voi. Buonasera Celeste. Stavo ascoltando il discorso su Castelbuono e posso confermare questa cosa. Me ne parlava un mio amico calciatore, insomma a Castelbuono c'è fame di calcio e soprattutto la gente vive per il calcio, per questa squadra. È vero. Senti, da quelle parti, cioè tra Trapani e Palermo, c'è una grande voglia di fare risultato. Le società che anno dopo anno hanno veramente voglia di costruire per bene le squadre, e anche dal punto di vista dell'organigramma societario si organizzano con molta professionalità. Sì, tu hai detto bene, perché in fondo togliendo delle squadre che militano nei professionisti, qua poi comunque si parla di categorie inferiori, eccellenza. Il Marsala quest'anno è in Serie D, parliamo della provincia di Trapani, quindi c'è voglia di risalire la china, e quindi c'è voglia di fare il risultato come hai detto tu, e per questo si cerca di farlo nella maniera più professionale possibile, cercando appunto di allestire delle società che abbiano appunto in sé tutte queste componenti e che possono cercare di comunque ambire a traguardi migliori, forse anche guardando un po' le squadre che militano in categorie superiori, stiamo parlando del Trapani, stiamo parlando del Palermo, insomma. Certo. Senti, Carmelo, scusa un attimo, sì. No, volevo dire, sottolineare anche questo Dattilo Noir, che potrebbe essere un po' una mina vagante in questo campionato di eccellenza, oppure è soltanto in questo momento una buona partenza e basta? Non ho capito. Stavo dicendo del Dattilo Noir,
potrebbe essere una partenza positiva, oppure veramente può essere una mina vagante per tutta la stagione? Secondo me potrebbe essere come la San Cataldese la scorsa stagione. Insomma, la San Cataldese la scorsa stagione è stata un po' la sorpresa del girone A dell'eccellenza. Secondo me farà bene pure quest'anno, l'ha dimostrato anche oggi a Mazara, insomma, andando addirittura in vantaggio con il Mazara, che è stato attrezzato per vincerlo comunque al campionato. Certo. E il Dattilo Noir oggi ha fatto benissimo. È vero che la Libertas 2010, insomma, poverina, è incappata in una serie di sconfitte, non ha iniziato certamente benissimo questo campionato, però secondo me Massimo Formisano, che è l'allenatore, lo ricordiamo, ex Trapani, eccetera, eccetera, come giocatore, sì, insomma, è uno che sa il fatto suo, è un ottimo allenatore, e costruisce questa realtà da anni, perché c'è da quando militavano credo in seconda categoria, quindi è uno che comunque l'ha portato sempre avanti questa realtà e ha costruito quest'anno una squadra operaia, una squadra che comunque ha in sé dei nomi importanti. Stiamo parlando di Romeo, stiamo parlando di Fina e di tantissimi, Bevilacqua, il portiere, insomma tantissimi altri calciatori che comunque... Insomma sta creando un gruppo lavoratore in campo che forse per la categoria è fondamentale. Carmelo. Assolutamente sì. Celeste, assolutamente prima sì. intanto ti saluto, buona serata anche a te da parte mia. Buonasera. E poi volevo domandarti, noi qui in studio prima dibattevamo su che tipo di campionato sarà quest'anno il girone A di eccellenza. Sarà un campionato equilibrato e livellato così come sembra adesso, oppure poi alla fine il Gela di Pardo uscirà? Allora, ne abbiamo parlato anche con i colleghi, con gli addetti ai lavori, ne parliamo da tutta l'estate, insomma. Allora, rispetto agli altri campionati, lo seguo da un po' di anni, rispetto a tutti ai campionati degli anni precedenti, innanzitutto sarà livellato verso l'alto. La qualità negli ultimi anni lasciava un po' a desiderare. Sarà un campionato livellato verso l'alto e non verso il basso come gli anni passati, e sarà molto equilibrato. Secondo me si deciderà alla fine chi vincerà il campionato. Lo si sta vedendo già dalle prime partite. Sicuramente Gela è una piazza, anche a detta di tutti gli altri colleghi, insomma, è una piazza che ha fame di ritornare nelle categorie che ne competono. Ha un pubblico che sicuramente non ha nulla a che vedere con quello delle altre piazze, perché comunque è un pubblico che è stato abituato a ben altre categorie e ha un organico, insomma, un assetto societario anche più organizzato forse rispetto alle altre, però comunque a parer mio sarà un campionato molto livellato. Se guardiamo la classifica, veramente si trovano in alto le squadre che forse non erano programmate per stare in alto. Stiamo parlando di Paceco, che pur avendo... Alice, Celeste, perdonami, un tuo giudizio invece sull'Alcamo. L'Alcamo è rimasto come fermo all'incantesimo dell'ultima giornata di 2 anni fa, quando si giocò la Serie D con il calcio di rigore di Gambino, che di fatto regalò la Serie D alla Leonforte. L'impressione... Intanto faccio a Gambino un grossissimo in bocca al lupo per stasera, visto che la Cireale gioca stasera, esatto. È un amico, poverino, allora si portò sulle spalle questo peso, non avrebbe dovuto... L'impressione è che però la piazza di Alcamo ancora viva un incantesimo di cui non riesce a tirarsi fuori. Allora, l'Alcamo rispetto alla passata stagione, in cui sicuramente non è stato uno dei suoi anni migliori, quest'anno è partito un po' meglio. In pratica anche come società sto parlando, perché comunque si è organizzato un po' meglio, ha messo in panchina Mutolo, che comunque si è portato dietro alcuni giocatori che aveva nella Parmonval, insomma. Sì, è una piazza che si deve ancora sbloccare, perché comunque è una piazza può che dire la ha sua. passato... Può dire la sua sicuramente. Assolutamente, in questo campionato può dire la sua ed ha uno dei migliori organici. Va Poi bene. comunque la piazza allora, è quella che è. Celeste, come al solito sei un fiume in piena, a dimostrazione che mastichi di calcio, e siamo contenti, soprattutto perché sei una donna. Chissà se riusciremo a fare parlare così di calcio alla nostra Jenny, ma noi ci stiamo lavorando, perché lei è molto determinata. Per adesso fa la penaltina, quest'anno farà qualche cosa in più,
però tu mastichi calcio a grandi livelli e quindi siamo contenti di averti all'interno della nostra trasmissione con il tuo commento tecnico sul girone A del campionato di eccellenza. Bene, allora a questo punto noi ti salutiamo, ti ringraziamo per la tua squisitezza e la tua disponibilità e ci sentiremo la settimana prossima chiaramente. D'accordo, buon lavoro. Grazie. Hai visto come parla di calcio, eh? No, Regge Celeste non la scopriamo oggi, è una delle colleghe più competenti in materia di calcio che ci sono in Sicilia. È vero. Battuta veloce subito con Giuseppe. Il Gela, insomma, quest'anno sembrerebbe comunque che vuole fare anche, insomma, non dico un suo boccone del girone perché è sempre molto difficile, però vuole dire la sua a grandi numeri. Io non mi nascondo che avevo anche parlato con il Presidente. Addirittura, svelaci qualcosa. No, mi avevano contattato, poi mancato da me, come dire, non accettare il Gela è una bella piazza, rinunciare a Gela, no, vabbè. Tanto ci andrebbe subito a Gela, ci ha lasciato il cuore. No, in ogni caso, ripeto, hanno le idee abbastanza chiare, sia l'allenatore che ha fatto benissimo, non bene l'anno scorso con l'altra squadra di Gela che è Simone Pardo, e hanno anche un presidente che, oltre che una garanzia dal punto di vista economico, è uno che naviga calcio professionistico parecchi anni. A grandi livelli. Quindi, come dire, tutte le piccole sfumature li sa correggere eventualmente nell'arco dell'anno, quindi faranno bene. Questo Gela ha avuto anche il merito, quando non si iscrisse in Serie C1, non si misero a comprare titoli, acquistiamo, ripartirono dalla terza e oggi sono in eccellenza. Cioè, questa è stata una politica, una scelta del Presidente, una politica corretta che oggi sta dando i suoi frutti e secondo me è un esempio da seguire, perché tante volte si vogliono bruciare le tappe, si comprano questi titoli e si fanno fusioni di società che non hanno nulla in comune, si cerca il cavillo nel regolamento X o Y, mentre invece il Gela, questa dirigenza secondo me ha lanciato anche un segnale ed è un esempio da seguire. Allora dobbiamo parlare adesso del girone B del campionato di eccellenza, anche in questa occasione parliamo della terza giornata, la prima partita Ciriali Igea Virtus, giustamente tu disperato hai detto ma io non ho il risultato, è iniziata alle 18 quindi adesso momentaneamente mancano un paio di minuti, comunque la Ciriale perde in casa 1-0. Guardiamo la schermata con i risultati dunque di questa terza giornata del campionato di eccellenza, a te i numeri cara Jenny. Atletico Catania, Rocca di Caprileone 0-0. Modica Giarre 1-0, Orlandina Forza Calcio Messina 1-3, Palazzolo Sicula Leonzio 1-1, Sporting Taormina Catania San Pio X 3-2, Milazzo Sporting Via Grande 0-1, Troina Città di Rosolini 3-1. Allora in classifica abbiamo la sorprendente Troina con un'accoppiata interessante perché c'è lo Sporting Taormina che anche questa settimana vincendo in casa compie insomma un passo importante. La classifica la vediamo, ce la legge la nostra Jenny. Troina, Sporting Taormina 9, Rocca di Caprileone 7, Catania San Pio X, Sporting Via Grande 6, Rosolini Acireale 4, Forza Calcio Messina, Modica, Igea Virtus 3, Palazzolo, Sicula Leonzio, Giarre, Atletico Catania 2, Milazzo 1, Orlandina 0. Orlandina 0 punti, tra poco insomma parleremo anche con Santo di questo campionato stranissimo che si appresta a vivere l'Orlandina. Però prima vi voglio leggere il prossimo turno, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 4 ottobre, questi gli incontri, Catania San Pio X a Ciriale, Città di Rosolini, Orlandina, Forza Calcio Messina, Sporting Taormina, Giarre Atletico Catania, Igea Virtus Palazzolo, Rocca di Caprileone Troina, Sicula Leonzio Milazzo, Sporting Via Grande Modica Calcio. Allora, subito il commento tecnico, battuta con Santo e poi abbiamo un allenatore che secondo me è sprecato perché momentaneamente è in panchina ma fuori dal campo, ovvero il nostro carissimo Carlo Breve. Commento. Ma intanto, come dire, fare una sintesi è anche complesso parlando del girone B di eccellenza perché ci sono veramente tanti spunti, tanti elementi che sono emersi
dalla giornata di oggi e da questi primi 270 minuti. C'è intanto, come dicevi tu, questa strana coppia al vertice. Intanto strana perché queste due squadre, già dall'anno scorso, queste due squadre paradossalmente sono allenate da due che da giocatori erano due grandi numeri 10, forse due dei maggiori talenti che abbiamo avuto in Sicilia, Beppe Pagana e Marco Coppa, cioè il Troina e lo Sporting. Pagana ha fatto una carriera un po' più alta. Marco poteva fare di più, aveva i mezzi anche lui per poter fare il professionista. Oggi però da allenatore si stanno togliendo grandi soddisfazioni approfittando di questo vuoto di potere, perché le grandi big di questo torneo stanno facendo tutte più o meno cilecca. Le notizie che arrivano dal Tupparello parlano di una Cireale sotto con l'Igea Virtus, la Sicula Leonzio non gira, le altre, il Milazzo perde in casa con un Viagrande che forse troppo presto, Ettore, abbiamo già dato per spacciato. Insomma, la San Pio X non sappiamo ancora che tipo di campionato farà, l'Igea rischia di espugnare il Tupparello, ma tutto sommato non sembra ancora pronta per stare stabilmente ai vertici della classifica. Ma il Milazzo sotto in classifica lo vedo... Il Milazzo che soffre. Strano. Insomma, c'è questo vuoto di potere e per il momento ne approfittano principalmente Troina e Sporting Taormina, ma anche questo Rocca di Caprileone è da seguire con interesse. Insomma, un campionato dove le gerarchie sembrano ribaltate, c'è questo vuoto di potere e secondo un vuoto di potere che è destinato a perdurare e anche nelle prossime settimane, anche guardando il calendario, tutto può succedere. Tutto può succedere. Allora, la battuta la faccio subito con Santo perché voglio parlare così con qualche dettaglio in più su questa Orlandina. Inizio stagione, ti richiamano dopo aver dimostrato per serietà un comportamento straordinario sportivo la scorsa stagione, ti richiamano in panchina i dirigenti, non dico promettendoti una squadra fortissima, ma sicuramente un campionato più che dignitoso. Si era parlato di allestire una squadra giovane, ma prendere tu lo sai meglio di me, qualche elemento che ti aiuta indubbiamente. Se non hai 5-6 over importanti di categoria non puoi andare da nessuna parte. Poi che cosa è successo? È successo che abbiamo fatto le prime due gare di Coppa Italia con Rocca di Caprileone, che apro la parentesi e la chiudo, sarà la mina vagante del campionato perché è una squadra importante. Sono d'accordo. Poi subito dopo, ovviamente dopo aver fatto le partite di Coppa Italia, io mi sono seduto con la società e ho detto così non andiamo da nessuna parte. Certo, giusto. Eravamo in procinto di affrontare l'Igea Virtus, la squadra che tutti dicevano che doveva ammazzare il campionato. A questo punto la società mi dice che purtroppo non mi potevano prendere i giocatori che io volevo e nello stesso tempo, quando io dovevo fare il mio accordo, in maniera molto onesta mi hanno detto che non potevano accontentarti. Santo, posso domandarti due cose in merito a tutta la vicenda orlandina? Sì, intanto ovviamente piange il cuore a vedere una realtà di prestigio come l'Orlandina, è tutto dire, che vive questo momento di difficoltà a non riuscire a trovare nemmeno il minimo sufficiente per poter affrontare una stagione. Però io due aspetti volevo sottolineare con te, tra virgolette sportivi a 360 gradi. Quanto ha influito le vicissitudini dell'ex presidente Romagnolo? C'è una società che doveva arrivare in Lega Pro, doveva fare grandi cose e poi è finita come è finita. Ha inciso, e poi un'altra cosa, la collego Santo, quanto influisce a Capo d'Orlando la presenza di una straordinaria realtà di basket? Io ti faccio un esempio, io ho avuto modo di entrare al Palafantozzi, io non sono un appassionato di pallacanestro, ma mi sono venuti i brividi, cioè quella è una città che vive più per il basket che per il calcio. Quanto hanno influito negli ultimi 2 anni questi due fattori? Allora, il fatto che a Capo d'Orlando esista una squadra di basket influisce al 95%, perché si era provato con le due società in presenza del presidente Romagnoli di fare il biglietto unico, andare prima a vederti la partita dell'Orlandina che gioca alle 2:30 e poi subito dopo andare al basket. E lo facevano solamente in pochissime persone. Da premettere che il sindaco di Capo d'Orlando è il presidente della squadra di basket. Quindi io ti dico che è il secondo anno che vivo Capo d'Orlando, tutte le sponsorizzazioni vanno... Vabbè, però parliamo di una realtà nazionale... No, ma ci mancherebbe, però... questo è importante però, Ma i non bisogna sono più attratti. Sì, assolutamente, però adesso l'Orlandina purtroppo è finita nel baratro,
però stiamo parlando di una società che ha fatto 2 anni di eccellenza, sta stravincendo il campionato con Raffaele allenatore, Sì. ha fatto una Serie D dove ha vinto 9 partite consecutive, ha riproposto la Serie D col presidente Romagnoli, aveva fatto una squadra, aveva fatto all'inizio una squadra molto importante. Poi è vero, tutto quello che è successo dopo il fatto del presidente Romagnoli ha cambiato scenario ed è successo quello che è successo. Allora, a proposito di questo campionato di eccellenza, un allenatore momentaneamente è in panchina, ma una panchina esterna, non dentro il rettangolo di gioco. Parliamo di Carlo Breve, che tra l'altro abbiamo in collegamento telefonico. Carlo, ci senti? Ciao Ettore, certo. Ciao Carlo. Buona serata. Buonasera a te. Ci piange un po' il cuore vederti fuori da questo campionato, secondo me potresti benissimo ben figurare anche nel campionato di Serie D, cioè, perché Carlo Breve è fuori in questo momento? Cioè, tu ti sei fatto questa domanda? Ti sei dato una risposta? No, vabbè, io me la faccio ogni giorno questa domanda. Carlo Breve è fuori perché non accetta situazioni improponibili e quindi pretende che ci siano delle condizioni per poter rientrare in pista, condizioni che l'anno scorso si sono verificate a Giarre e quindi ho potuto lavorare con le condizioni che volevo e abbiamo raggiunto l'obiettivo che la società si era prefisso, cioè quello della salvezza. Che tra l'altro c'era stata una conferma che poi dopo qualche settimana è saltata. Esatto, ecco, ha toccato il punto, mister. Fino diciamo al 14-15 luglio si dava per scontata la sua permanenza a Giarre. Poi cosa è successo? Perché insomma ci sono diverse voci che sono circolate, però le voci lasciano il tempo che trovano. Una conferma ufficiale né lei né il presidente Di Martino l'avete mai data sul perché vero di questo divorzio? È vero. No, a me quando mi è stato chiesto qualcosa, anche alla stampa, ho detto quello che si è verificato, non ci sono state più le condizioni per proseguire il nostro rapporto. Basta, stop, ma in maniera molto civile e tranquilla, col presidente Di Martino, che rimane un grandissimo amico, ci siamo lasciati. Bene, vabbè. Okay. Mister, invece è un giudizio adesso complessivo. Prima parlavamo di queste gerarchie che si sono ribaltate. Tutti quelli che erano i pronostici di agosto li stiamo vedendo completamente rovesciati. Lei se lo aspettava? Partiamo da un presupposto. Anche oggettivamente il livello tecnico si è un po' abbassato. Guardando qualche partita, le faccio un esempio, abbiamo visto domenica scorsa quello che doveva essere il big match tra Leonzio e Ciriale, non è stata una bella partita, ma in queste prime 3 giornate di belle partite se ne sono viste veramente poche. Come spiega quello che è successo in queste prime 3 giornate? Inaspettato? Allora, innanzitutto io direi che prima di parlare di delusioni, di sorprese, devono passare almeno 10 giornate, ancora è molto presto per poter definire delle squadre che saranno protagoniste o meno. Certo, è partito bene lo Sporting Taormina ed è partito bene il Troina, che però hanno obiettivi diversi, perché credo che il Troina abbia manifestato in campagna iniziale di voler puntare a un campionato importante, a fare i playoff, mentre il Taormina ha dichiarato, ha degli obiettivi sicuramente di salvare la categoria e credo che ambedue raggiungeranno i loro obiettivi. In questo momento si trovano attardate la Ciriale e la Leonzio e credo che l'Igea Virtus invece possa veramente essere la squadra secondo me favorita che possa puntare al salto di categoria. Insomma, parlano tutti di questa Igea Virtus, effettivamente siamo tutti convinti che probabilmente può essere la squadra da battere, anche se è un po' attardata, sì, adesso probabilmente porterà via i 3 punti da Ciriale, andando a 6, esatto, potrebbe diventare... A 6 punti attardata, mi sembra azzardato a 3 giornate dall'inizio del campionato e si trovano solo a 3 punti. Ma hanno loro sicuramente, perché partono avvantaggiati? Perché partono da un lavoro fatto dall'anno scorso, sì. È un lavoro importante fatto da Raffaele e che chiaramente ha potuto ora creare un gruppo a suo piacimento. Raffaele per la categoria è uno dei migliori tecnici.
Ma io direi che ancora anche il Giarre si può riprendere alla grande. Il Giarre secondo me è l'attacco migliore del campionato. I tre davanti, se riescono a esprimere il loro potenziale, possono sicuramente fare male, riportare il Giarre. Secondo me il Giarre è una squadra che, se per il potenziale che ha, ora hanno preso anche Compagno, e se riprendono gli squalificati che insomma hanno avuto in questa terza giornata di campionato, una volta al completo possono fare bene, possono secondo me giocarsela per i playoff. Come? Hanno anche riunito i gemelli Aleo. Sì, Aleo è il capocannoniere dello scorso campionato, Tommasini secondo me è uno dei giocatori più forti della categoria, e Leotta è un attaccante 96 che è sicuramente il più forte 96 della categoria. Quindi, a proposito di Leotta, mister, e di tutti i giovani, lei è stato tanti anni anche selezionatore della squadra della rappresentativa juniores. Ce lo fa un nome di un ragazzo che potrebbe trovare quest'anno, di un giovane, non necessariamente juniores, che potrebbe trovare quest'anno la consacrazione sul versante della Sicilia orientale? Io oggi ho visto noto Leon Portese Noto, e ho visto un giocatore importante che, se non è proprio giovanissimo, ma è 91, ma che viene dai campi insomma di queste categorie dell'eccellenza, e che è Bertolo. Bertolo secondo me è pronto per fare la Lega Pro. Beh, l'anno scorso a Scordia ha fatto un grandissimo campionato, tra l'altro ha vinto il Penalty Awards come migliore difensore, quindi è la dimostrazione che viene da una stagione straordinaria. Sono d'accordo su Bertolo, Bene. E quindi anche in eccellenza ci sono tanti giovani. È vero, è vero. Io dico Leotta perché l'ho allenato io, so delle qualità che ha, è un 96, ha tantissima qualità, sia a livello fisico che tecnico, e sicuramente può esplodere quest'anno. Benissimo Carlo, noi ti ringraziamo, speriamo di non sentirti più al telefono, ma di vederti in studio prestissimo per raccontare la tua giornata in campo, ok? Te lo auguriamo. Esatto, bravo, di poter raccontare nuovamente un progetto importante nel quale possa essere protagonista. Grazie a tutti, e un saluto e un abbraccio a tutti. Grazie a Carlo Breve. Carlo, grazie, in bocca al lupo. Anche perché Ettore comunque sia, al di là di questo momento di stop più casuale, Carlo Breve secondo me rimane l'allenatore più vincente che abbiamo quantomeno nel catanese. Ha fatto il doppiete col Giarre nel 2004, la splendida cavalcata da Ciriale nel 2009, i 2 playoff ad Adrano. Eppure non allena. Eppure non allena. Non porta sponsor? Non porta sponsor? Non lo diciamo, non sicuramente. Lo diciamo. Sicuramente allora c'è un sistema, anche la mancanza di risorse, perché poi è vero, al di là degli sponsor, che è poi una leggenda che gira, però è anche vero, Ettore, che Carlo Breve te lo devi pure poter permettere. È vero. Forse in questo momento nessuno se lo può permettere. Noi però ci possiamo permettere la nostra penaltina. Mi avvicino alla nostra Jenny perché deve ricordare il numero per il selfie, no? Ricordiamo ai nostri amici che possono mandare un messaggio su WhatsApp al numero 336 92 07 27 con un selfie. Un selfie molto sportivo però deve essere. Anche se qualche amico ci vuole salutare da casa. Certo, lo possono fare, però noi ci teniamo già dalla prossima settimana a far vedere fotografie magari negli spogliatoi prima della partita, dopo la partita, l'esultanza di un gol, no? Perché sai che c'è questo vizio di farsi la fotografia mentre uno segna, dopo aver segnato, insomma è una cosa particolare, simpatica. Allora ci lanci la pubblicità? Allora ci vediamo tra pochissimo.